Vangelo secondo Matteo, capitolo 22. A parabola rufestina. Gesù ripigliai a parlare a loro che parabola e ricette. O regno dei cieli rassomiglia a un re che facette un festino per sposarizzare il figlio. O mentre lo festina, mannai i servi suoi a chiamare tutte invitate a chi lo comite sposarizio. Ma chiste non volettero venire. Mannai nata volta ti serve suoi a dicere: O viccan, o piatto sta già ingoppa a tavola, venite a mangiare. E voi più rase sono state accise e tutte preparate. Venite alla festa lo sposarizio. Ma tutte queste non lo pensavano proprio e se ne jettano rinda a terra loro, chi si mettette a curare i fatticilli suoi. Ate poi afferraino chi li serve regnettene e fedenzie e l'accerettano. T'hanno reso a raggiaia e mannai i soldati suoi e scannaino tutte quelle che avevano accise i servi suoi e abbruciaino tutte le città loro. Poi ricetta a tutte i servi suoi: o pranzo è preparato, ma imitata non sono mustate rigne. Iate per tutte le gruciature restate, per mezzo e chiazze, per mezzo e via la città, e facete venire qua tutte quelle che incontrate. Tutte chi li serve ascettano per mezzo e via e aunettano tutte quelle che avevano trovato, buone e fatiente, e che la camera si regnette subito imitata. O re trasette per vedere imitate e verette nom che non tenevano quella che l'avesse sposarizia e la ricetta. Amico, come hai potuto trasicca a dinte senza tenere un quella che l'avesse sposarizia? E chi non sapette rispondere, non ricette manca una parola. E stessa danna che il re ricetta a tutte i servi suoi. Attaccate la mano e piede buttatela fuori, rindo oscurore. A duchisse che agnerà come non risparate e le inzeriranno e riende in mocca. Perché parecchie sono chiamate rindo regno di Dio, ma solo poche saranno scivate. O tributo a Cesare. Tanne tutti i farisei se ne jettano là e tutti insieme facettano con consiglio per vedere come avevano a fare per incastagnare Gesù e per fare rinde a un mastrilla che stesse parole sue. Mannaino innanzi a esse certi discepoli loro, insieme con l'altro che appartenevano a Rocchi e Rota, per le dicere: Maestro, noi sappiamo bene che tu dici sempre la verità e fai imparare loro volere Dio veramente. E sappiamo pure che tu non tieni nessuno conto di tutto e quello che pensa la gente, perché tu non guardi in faccia a nessuno. Fanci conoscere che ne pensi in coppa stu fatto. Noi abbiamo papà e tassa a Cesare, sì o no? E Gesù, conoscendo tutta l'infamità loro, ricette: gente favaz e infame. Perché mi volete mettere a prova? Mostratemi che la moneta che serve per pagare le tasse. E loro la mettettero in mano sua in un denaro. E chi è che sta fiore, che sta iscrizione? A domandare loro Gesù. È Cesare, rispondettero subito loro. Rata perché sta a Cesare, quella che è Cesare, e rata a Dio, quella che è Dio. Rispondette a loro Gesù. Innanzi a queste parole Gesù, loro rimanettero senza ciata. Se ne scendette la lingua loro in canna, lassaino a Gesù e se ne jettano a là. A risurrezione dei morti. Rinde che lo stesso giorno si accostarono a Gesù certe rasette e saducei, che non credevano in la risurrezione dei morti. Si facettero innanzi a Gesù e le ricettero. Maestro, Mosè rinda la legge, già lasciate chi sto comanda, si muore un uomo e lascia la moglie sua senza figlia. O frate chi che è morto, si sposerà che la vedova per la discendenza a chi lo frate suo che è morto. Mo, in tuo paese nostro, una volta succedette chi sto fatto. 7 frati si sposarono la stessa femmina. Il primo si inzuraia, ma troppo poco murette senza lasciare figlia e lasciare moglie al frate suo. A così facettero secondo e o terzo insino o settimo. All'ultimo, roppa che erano morte tutto quanto, murette pure che la femmina. Mo, quando è morta risorgeranno, e chi sarà moglie che la femmina, se tutte e 7 l'hanno avuta per moglie? Gesù rispondette a loro dicendo: Voi state sgarrando rossa, perché non conoscete non solo le scritture, ma manca tutta la potenza di Dio. Perché quando risorgeranno dei morti, non si piglieranno più né moglie né marito, perché saranno come all'angelo.
Capo tutte i morti risorgeranno, pure questa è una cosa certa. Non avete rigiuto quello che sta dritto è Dio. Gli sono Dio Abramo, Dio Isacco, Dio Giacobbe. O Signore, dice chiaro e tunno, che esse non è udire morta, ma è udire vive. Tutta quella gente che stava là innanzi, sentendo queste parole di Gesù, si meravigliavano della sapienza e la dottrina che sceva da bocca sua. Un comandamento più importante. Stessa danno poi certi farisei, vedendo che Gesù aveva inserrato la bocca a tutti chi li saducei, s'unettere insieme uno e loro, non mastra la legge, può mettere a prova le spiaie. Maestro, qual è il comandamento più grosso che Dio ha dato a noi? E Gesù rispondette dicendole, vuoi bene o Signore, Dio tuo, con tutto il cuore tuo, con tutta l'anima tua e con tutta la capa tua. Questo è il primo e più grosso e tutti i comandamenti. E Dio. O secondo poi è tale e quale a questo, vuoi bene o prossimo tuo come a te stesso. A questi due comandamenti, viene tutta la legge Mosè e tutta imparata dai profeti. O Messia è il re Davide. Una volta Gesù venne a unire tutti insieme i farisei a dimandare a loro, volesse sapere a voi che ne pensate del Messia. O Messia, a parere vostro, e chi è figlio? E loro rispondettero, è figlio di Davide. E mo, facetemi capire buona sta cosa, dicette Gesù a loro. Come si spiega che il re Davide, sotto la potenza dello Spirito di Dio, in un salmo suo, dice che il Messia è il Signore suo? Dentro il libro dei salmi suoi, noi troviamo proprio queste parole. Dice il Signore, innanzi Signore mio. Assitta da mano dritta mia, insino a quando non mi t'arraggia tutti i nemici tuoi come uno scanno sotto i piedi tuoi. Mo, se il re Davide stesso lo chiama Signore come Messia può essere figlio suo. Nessuno danno fu capace di generare una risposta. E a quel giorno nessuno più aveva il coraggio di spiegare qualcosa.